Un saluto da Dottor Palmas, un saluto ragazzi da Bucarest. Il turismo dentale è morto, il turismo dentale non è morto, non è morto. E vi faccio questo video da uno dei miei policlinici di Bucarest, o meglio della Romania, l'altro ce l'ho a Iași, altri tre ce li ho in Moldavia. Sicuramente mi conosci perché avrai sentito parlare di me, mi vedi online, magari in TV, per strada, qualche cartello stradale. Turismo dentale non è morto, anzi sta aumentando. Oggi rispondo a questa domanda che molti mi chiedevano: come sta andando da te? Sta andando che ci sono molti pazienti, ci sono stati moltissimi pazienti anche sotto la pandemia, ma adesso siamo veramente pieni qua perché più crisi, più turismo dentale, più crisi, più turismo dentale. Le persone non riescono più ad accedere in Francia, in Germania, Italia ai prestiti bancari. Le banche hanno chiuso i rubinetti e chi prima magari pensava di aprire la finanziaria al franchising sotto casa, oppure il pago non c'ha più i soldi, non c'ha più i soldi, non glieli dà la banca. E se prima pensava di rifarsi la bocca spendendo 20, 30, 40 mila euro in Italia, adesso queste persone stanno aprendo il computer, stanno cercando su Google dove poter ricostruire completamente la bocca su impianti dentali, e a imbuto arrivano tutti in Moldavia. Oltre a questo, dentisti locali sono morti perché non hanno più soldi neanche per fare la pubblicità, non hanno più soldi. Le cliniche estere stanno aumentando invece la pubblicità, e quindi si sta creando una differenza tra la potenza di fuoco dei dentisti europei, dell'Est Europa, quelli che adesso stanno lavorando ancora di più, e quelli che invece stanno le possibilità di budget, di pubblicità, e quindi di presenza agli occhi dei pazienti delle realtà invece nazionali. Non parlo solo d'Italia, parlo anche di Francia, Germania, Inghilterra. Ti ricordo che siamo più di 450 milioni di abitanti in Europa. I soli dentisti della Romania o della Moldavia non bastano a curare tutti, ma quello che si sta verificando è che la classe media, che prima c'era, che da questa pandemia è stata schiacciata, compressa, eliminata in pochi mesi, quella classe media che sta diventando povera sono delle persone che però dentro non hanno perso la dignità, ma cercano delle cure di qualità. E per non cadere nel prezzo per prezzo, del low cost nella propria nazione, aprono piuttosto il computer e cercano delle cure di qualità a prezzi più bassi, e inevitabilmente vanno a finire poi in Moldavia e Romania, dove io anni fa, in tempi non sospetti, sapevo dove sarebbe andato il mercato, perché nel lontano 2011 ho iniziato a fare il mio lungo viaggio per tutta Europa: Bulgaria, Ungheria, Romania, Albania, Montenegro, Croazia. Sono stato dappertutto. Dimmi una nazione, io ci sono stato nel periodo che scrivevo il libro sulle cure all'estero, e alla fine ho visto che la Moldavia era il paese che avrebbe avuto successo. Il turismo dentale è un fenomeno che non muore. Chi più di me ti può parlare del fenomeno? Io che l'ho studiato da dentro per anni, che ho viaggiato tutta l'Europa, ho scritto un libro con più di 200 cliniche di tutta l'Est Europa sulle cure all'estero, sulle cure transfrontaliere. È un fenomeno che non muore, piuttosto muta. Quello che sta succedendo è che si sta spostando dalla Croazia, che ormai ha gli stessi prezzi dell'Italia. Un impianto dentale va dai 750 euro ai 900 euro, ma trovi anche nei low cost italiani questi prezzi. E a un certo punto queste persone vanno lì, fanno il giro delle sette chiese in Croazia, trovano che i prezzi sono praticamente gli stessi del low cost che li hanno fatti in Italia sotto casa, e aprono il computer e cercano dov'è che costa meno, e trovano Dottor Palmas in Moldavia, che ha i prezzi che sono la metà
della Croazia. Ma questa non è una buona notizia. Non è una buona notizia perché quelli che ne hanno beneficiato dei nostri servizi in Moldavia, Romania, gli anni scorsi, già da 8 anni che siamo aperti, loro hanno potuto accedere al nostro sistema, ma più stanno passando gli anni e più si sta saturando il sistema, più si satura e più sarà difficile anche curarsi all'estero, che questa è la vera tragedia, che come ti ho detto prima, tutti i dentisti dell'Est Europa non bastano per curare i pazienti di tutta Europa. Gli altri dentisti magari chiudono le cliniche perché sono schiacciati dai low cost, perché sono schiacciati dalle catene in franchising. Nell'Est Europa aumentano le poltrone. Cioè noi siamo passati in pandemia, abbiamo triplicato il numero delle poltrone in pandemia. Abbiamo ricevuto pazienti da tutta Europa, da Germania, da Francia, arriva la diaspora, ci sono italiani che vivono a Madrid, che vivono a Londra, italiani che vivono in Germania, a Francoforte, a Colonia, in Svizzera, sono tantissimi gli italiani che vengono in Svizzera, ma anche inglesi, francesi, tedeschi. Questo è un problema della crisi, della povertà che sta aumentando e che aumenterà gli anni prossimi sempre di più, è un problema europeo, ma più aspetti e più sarà difficile, perché i prezzi poi aumenteranno. I prezzi aumenteranno e diminuirà la disponibilità. È un po' come le compagnie aeree low cost, no? All'inizio i prezzi sono bassi, ma poi più si satura l'aereo, più salgono i prezzi. Non ci sarà il costo della vita, per esempio in Moldavia e Romania, non sarà sempre così basso. Se io faccio un giro ora qua per la Romania, ti faccio vedere i grattacieli che ci sono. Okay? Ci sono palazzi alti più di 30 piani qua, l'economia è in fermento e quella economia magari nascente di 10 anni fa, tra 5 anni, sarà già un'economia come era l'Italia negli anni 90, esplosiva. Quindi quello che parlavo appunto di questo con un amico ieri che mi diceva ma è troppo presto, no, è troppo tardi, delle volte c'è il rischio di fare le cose o troppo presto o troppo tardi, troppo presto va bene ed è meglio che troppo tardi. Quindi l'obiettivo, se devi pianificare le cure di ricostruttiva completa della bocca, e non parlo dei miei policlinici, sicuramente guarda all'estero perché in Europa sta diventando un massacro a low cost. Low cost non puoi abbassare i prezzi più di un certo tanto in una nazione molto costosa, con tassazione elevata. Perché? Perché c'hai dei costi fissi veramente alti, come perché io non lavoro, che ne so, in Italia, perché io non vivrei mai in un paese dove c'è la mafia, dove metà dei soldi che tra l'altro dovrebbero essere pagati dallo Stato e non dal malato, non dal paziente, ma la metà di quei soldi se li prende la mafia, se li prende lo Stato con le tasse. Piuttosto faccio cure di eccellenza, una nazione dove non devo scendere a compromessi, dove posso assumere le persone senza problemi, dove posso dare da lavorare a giovani, capaci, volenterosi, che hanno voglia di diventare grandi e non abbassarmi a compromessi in una nazione che è stata divorata dal pizzo legalizzato, dalle tasse. Anzi, onore a chi continua a lavorare in paesi come l'Italia. Ma le persone stanno aumentando, quelle che stanno rivolgendo all'estero, stanno aumentando e in pandemia quello che io avevo previsto sarebbe accaduto in 10 anni, è accaduto in un anno. In un anno si è avuta l'eliminazione della classe media. Io sapevo che sarebbe aumentato parecchio, se no non avrei fatto la mia scelta di vita andando all'estero, ma non immaginavo che sarebbe accaduto così rapidamente. Ci siamo ritrovati sotto pandemia, in 4 mesi abbiamo aperto un policlinico, i 4 mesi dopo un altro e poi un altro ancora. Adesso abbiamo una capacità di più di 35 medici, più di 35 poltrone. Medici in realtà sono di più perché poi fanno la mezza giornata e si danno il cambio sulla poltrona.
Abbiamo ormai superato i 200 dipendenti in questa azienda che ho messo sopra. Sta andando verso la grande azienda. Siamo organizzati ormai con 12 dipartimenti dentro l'azienda. Abbiamo questi policlinici che stanno macinando grandi numeri, che stanno curando molti pazienti, tanti pazienti, ma questi non basteranno a curare tutta Europa. Non basteranno e a un certo punto ci ritroveremo gli anni futuri a fare una scelta, a mettere i blocchi o alzare i prezzi. Il consiglio è quello di guardare all'estero, ma fare presto, non fare tardi, non troppo tardi. Gli early adopter, quelli che in inglese si chiamano, quelli che adottano il sistema prima di tutti, sono quelli che ne hanno benefici maggiori. Pazienti curati 5 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, quelli che verranno, che cercheranno di venire tra 2 anni, probabile non troveranno posto o probabile che i prezzi saranno più alti, perché il costo della vita sarà aumentato, perché ormai ci saranno già altri pazienti prenotati da un anno prima o quelli che da un anno e mezzo devono finire le cure, a quelli si dà priorità. Quindi se il turismo dentale è morto, ti sei fatto questa domanda? No, il turismo dentale non è morto. Il turismo dentale sta aumentando e più ci sarà crisi, più aumenta la richiesta di cure transfrontaliere, persone che passano la frontiera per poter accedere a un servizio di salute che il suo Stato non gli garantisce più o lo obbliga insomma a dover andare privatamente. Se la soluzione in una nazione a un certo punto diventa mettersi le cose radioattive in bocca per pagare poco, uno apre il computer, no? Come migliaia di europei stanno facendo in questi mesi e sta cercando cose di qualità altrove. Io ti faccio un saluto qua da Bucarest e ci sentiamo e seguimi su YouTube.